Le immagini riprese dal telefonino di un residente della zona stazione immortalano i minuti concitati della violenza. Padova, via Bixio, domenica all'ora di pranzo. Una famiglia di origine marocchina, padre, madre e 3 figli piccoli, sta andando a trovare un parente che lavora in un negozio etnico della zona. All'improvviso la loro auto viene accerchiata da un gruppo di 5 nigeriani. Secondo il racconto della famiglia, uno degli stranieri ha cercato di offrire della droga, ma al netto rifiuto è scattata l'aggressione. Il gruppo di spacciatori ha dato in escandescenze, prima hanno infranto il finestrino dell'auto e poi hanno aggredito il capofamiglia mentre la moglie terrorizzata chiamava i soccorsi. Le urla, la confusione, un fuggi generale hanno richiamato l'attenzione dei residenti, esasperati dallo spaccio e dal degrado che si consuma quotidianamente sotto le loro finestre. Poco dopo sono arrivati i carabinieri che hanno cominciato le ricerche del gruppo di 5 nigeriani che però nel frattempo si erano già dileguati. I militari hanno identificato marito e moglie e il parente ha corso in loro aiuto. Uno dei 2 uomini è stato medicato dai medici del 118 per le escoriazioni al braccio riportate durante la violenta colluttazione con gli spacciatori.